Gatta, senti un po' una cosa. Innanzitutto complimenti che ti sei laureato, no? E poi un'altra cosa. Dice, perché io alla tua laurea volevo festeggiare con una citazione. Allora dice Kant, perché dice Nietzsche che dice Kant. No, perché Giorgio VIII, il faganello, lui era detto il puttaniere, ma c'era un motivo se lo era detto. No, sì, cioè. Allora, Jacopo, stai attento. Giorgio VIII è andato con John Wycliffe, sapete dove è andato? È andato al Brennero, là c'era una beauty farm, sì, l'hanno trovato Winston Churchill che con un sigaro ha detto sai che si laurea gatta? Allora Kant, lui aveva già visto il Demiurgo, e allora cosa ha detto Kant? Dice Kant che se Mussolini avesse mandato al Brennero il suo esercito, Churchill sarebbe andato via, e gli ha detto Kant, guarda che devi andare via se arriva Winston, e poi è arrivato Winston blu. Allora gatta, complimenti per la tua laurea, sono stati 5 anni difficili, ne abbiamo avuti 3 insieme però noi, con la filosofia, poi invece con la storia davi già meglio, infatti il cattolicesimo di Carlo V tu lo sapevi, e Jacopo no, Jacopo, ok, bene, ti saluto, ciao.